Franco Cangemi è il responsabile dell'ufficio disabilità della CGIL di Agrigento, che oggi organizza questo incontro dal tema disabilità, ora ci organizziamo. Quali sono le principali tematiche che affronterete? Le principali tematiche sono quelle della disabilità, che è un pianeta vastissimo, complesso e difficile. Ho pensato, perché sono un genitore pure di una bambina disabile, che in questa provincia ci dovevamo organizzare, e chi mi ha fatto pensare a questo è tutti questi decreti ultimamente emanati dal Presidente della Regione, che però finora non hanno portato quasi a nulla, solo chiacchiere, domande, controdomande. Quindi è necessario dare voce a questo pianeta che è pieno di associazioni. Ci stiamo organizzando perché vogliamo in questa provincia finalmente cominciare a lavorare su questo, e cominceremo con un report che metteremo su una pagina di Facebook che apriremo, e da lì accoglieremo tutto quello che viene da questo mondo, ma siamo a disposizione di tutti quanti, e non in tempi brevi ci stiamo lavorando. Cercheremo di fare anche un ufficio, di creare come uno sportello, non un ufficio, uno sportello. Questo sportello ha il compito, si chiama uno sportello di segretariato sociale, che ha il compito di dare informazioni su questo mondo, da tutti i punti di vista, alla scuola, alla sanità. Questo crediamo che sia un progetto ambizioso per unire, che c'è bisogno di questo, di unità. Il Presidente regionale dell'Auser ha ritenuto importante e necessario partecipare a questo incontro della CGIL qui sulla disabilità. Non c'è dubbio, il tema della disabilità è un tema che riguarda, e sono statistiche dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, intorno al 5-6% della popolazione, quindi quando parliamo della disabilità in Sicilia parliamo di 350.000 persone che hanno diritto al riconoscimento della loro dignità e al riconoscimento del loro essere persone, e forse ce ne dimentichiamo troppo spesso o ce ne ricordiamo soltanto durante i casi eclatanti. L'iniziativa della CGIL, che avrà la sua continuità, serve appunto a dimostrare l'interesse di un grande sindacato quale la CGIL a questo tema, ma più che al tema, alle persone. Sono l'organizzatore, o meglio l'ideatore, del Disability Pride Italia e uno degli organizzatori dell'edizione di quest'anno che si terrà a Napoli. Che cos'è il Disability Pride Italia? Il Disability Pride Italia è un modo nuovo di vedere la disabilità, è un nuovo modo di comunicare, perché così come è stato fatto finora non ci va bene, non va bene a parecchie associazioni del mondo della disabilità e a parecchie realtà italiane, come ad esempio la CGIL, che è il nostro partner. Questa volta comunicheremo non tanto con le famiglie delle persone disabili e con le persone disabili, ma vogliamo comunicare direttamente alla gente, alla società civile. Quindi comunicheremo con delle conferenze che si terranno giorno 7 e giorno 8 nel Castello del Maschio Angioino, in cui parleremo di diverse tematiche che sono di interesse appunto del mondo della disabilità, tra cui l'inserimento lavorativo per i disabili gravissimi, argomento tra l'altro ancora non affrontato, di tecnologie riabilitative. Parleremo di vita indipendente, soprattutto delle battaglie che ci sono state quest'anno in Sicilia, e parleremo anche di turismo accessibile, cosa molto importante sia per le persone disabili che opportunità per i territori, perché purtroppo il nostro Paese ancora non si è posto questo problema, che comunque intercetterebbe un flusso turistico di diversi milioni di persone che provengono dal nord e dal centro Europa.